Lutto cittadino a Naro e a Favara, due comunità legate dal dolore che ha provato a mitigare con le parole della fede il vicario Monsignor Melchiorre Vutera, che ha celebrato i funerali di Franco Gallo e Gaetano Camilleri, una accanto all'altra, le bare di due operai uniti nella morte, così come erano nella vita, così come erano nel lavoro, quando lunedì mattina, mentre erano impegnati in attività di manutenzione degli impianti idrici, sono precipitati da una piattaforma e finiti dentro una vasca. Adesso spetterà all'autorità giudiziaria a fare chiarezza sull'incidente. La chiesa di Sant'Agostino a Naro ieri pomeriggio non ha potuto accogliere tutti, istituzioni, parenti e amici accorsi per dare l'addio ai due lavoratori e per stringersi attorno alle rispettive famiglie. È arrivato nella città del barocco per partecipare ai funerali anche il presidente della regione Rosario Crocetta. Non si hanno parole in questo momento rispetto ai familiari, perché quando una vita va via non c'è niente che la possa compensare. Io mi auguro che la giustizia faccia il suo corso e possa chiarire se ci siano state responsabilità riconducibili al mancato rispetto delle normative di sicurezza. Però è chiaro che anche noi come istituzione regionale abbiamo il dovere di essere concretamente vicini alla famiglia, non soltanto con le parole ma anche con una commissione che dovrà vedere quello che si è fatto, quello che non si è fatto e una cosa deve essere chiara, giustizia deve essere fatta, se ci sono responsabilità, chi è responsabile deve pagare. E durante le esequie ha preso la parola anche il sindaco di Naro, Lillo Cremona. Le nostre coscienze civili dovrebbero ribellarsi a una realtà così drammatica e così inaccettabile. Poi l'uscita delle bare della chiesa, accolte da uno scrosciante applauso, sulla bara di Franco, di fede interista, una bandiera nerazzurra. Subito dopo le strade terrene si sono separate. Gallo è stato accompagnato al cimitero di Favara, Camilleri in quello di Naro. E alle due famiglie sconvolte dalla tragedia ha voluto esprimere solidarietà e vicinanza l'arcivescovo di Agrigento. In momenti come questi, ha scritto nella lettera Monsignor Montenegro, nessuna parola umana riesce a colmare il vuoto che lasciano questi nostri fratelli, morti improvvisamente e tragicamente, né tantomeno a dare consolazione. Per questo abbiamo bisogno di rivolgerci al Signore, ha concluso il cardinale, per sentire le sue parole, sperimentare la sua paternità, soprattutto in una prova come quella che stiamo vivendo oggi.